Nella contrada dell'Oca, a pochi chilometri da Porto Tolle nel delta del Po, è arrivato un circo equestre. Tutti, ma soprattutto i bambini, danno una mano ad alzare il tendone. Per questa gente il circo è ancora un avvenimento, come 50 anni fa. Ci sono arcaismi che sopravvivono nella società dello sviluppo. In questa zona del delta del Po la gente conduce un'esistenza acquatica. Le abitazioni, talvolta semplici capanne, sono disperse nelle valli o nei piccoli centri, il cui profilo segna in lontananza un disegno lieve contro un orizzonte in cui tutto si confonde tra cielo ed acqua. Per chi viene dalla confusione cittadina sembra un mondo magico. Stagni e lagune formano un paesaggio intatto. Ma queste case che nascono dall'acqua recano ancora i segni delle alluvioni, testimoniano della lotta degli uomini per strappare ogni pezzetto di terra alla furia del fiume. Le risorse locali sono legate alla pesca e ad un'agricoltura povera e tenace. C'è ancora chi vive di caccia. La dimensione è quella di una realtà separata, apparentemente senza contatti. Siamo in una delle zone più povere del Polesine depresso. Insieme al sud, questa è la terra che ha visto le maggiori migrazioni verso i centri dell'Italia industriale. Intere famiglie, in qualche caso interi villaggi. Quelli che sono rimasti lottano per sopravvivere. Effettivamente c'è un'emarginazione che non è il frutto d'oggi, ma è praticamente una realtà che esiste da anni. Lei trova a Porto Tolle, che è uno dei più grossi comuni d'Italia, che ha circa 24.000 ettari, delle grosse aziende agrarie, delle grosse valli da caccia più che da pesca, perché questi signori che non si vedono mai da Milano a Torino tengono le valli solo per la caccia praticamente. Ecco, naturalmente con la meccanizzazione dell'agricoltura la gente è stata espulsa dalla terra. Questi padroni non hanno mai voluto offrire un'alternativa, per esempio un'industria di trasformazione a questa gente. È evidente quindi che tanti se ne sono andati. Porto Tolle. In questo punto sorgerà una centrale termoelettrica dell'Enel. Contrariamente a quanto è accaduto in altre parti d'Italia, la popolazione di Porto Tolle si è dichiarata in maggioranza favorevole alla costruzione della centrale, nonostante i pericoli di inquinamento. Ascoltiamone le ragioni. Meglio morire di smog qui nel nostro comune, cioè nel nostro delta, che a Milano. Cioè praticamente sappiamo che la centrale termoelettrica non darà senz'altro tutti dei frutti positivi, ma ci saranno anche dei lati negativi, quali appunto l'inquinamento, eccetera. Però se mettiamo sullo stesso piatto della bilancia effetti negativi e effetti positivi, noi abbiamo scelto senz'altro questo. 12 e mezzo, allora, questi 12 e mezzo, dai. Anche i pescatori si trasformano in manovali e muratori pur di avere un lavoro stabile per qualche anno. Ma cosa ne è della piccola economia locale legata alla pesca? E quali le prospettive per chi trae le sue risorse da questa attività?
C'è un gruppo di cacciatori, c'è un gruppo di pescatori qua da noi, anche a Pila, che portano a caccia la gente nel periodo invernale per prendere dei soldi. Abbiamo della gente, non so, che fanno braccianti agricoli, lavorano in agricoltura e magari nel periodo estivo vanno a fare la raccolta delle ostriche o delle cozze.